Ultime ore di trepidazione per i circa 5.000 studenti agrigentini a poche ore dalla prima prova scritta dell'esame di maturità 2012. È già tutto pronto e le commissioni di esami si sono già insediate, come ci spiega il commissario interno del Liceo Scientifico Majorana di Agrigento, Paolo Pulselli. Le commissioni sono insediate regolarmente ieri, con fisiologicamente qualche cambiamento come un po' tutti gli anni, però tutto si è svolto in maniera regolare, le commissioni hanno avuto il tempo di poter esaminare la documentazione fornita dalla scuola e domani regolarmente inizieranno le prove di questo esame di Stato della scuola superiore con la prima prova di italiano e proseguirà poi giovedì con la seconda prova di matematica qui al liceo scientifico e lunedì prossimo la terza prova, diciamo, che ogni istituto organizza per i fatti propri. La novità più interessante di quest'anno riguarda la trasmissione telematica delle tracce d'esame, che avverrà domattina pochi minuti prima della prova e che dovrebbe scongiurare le fughe di notizie, consentendo un risparmio notevole al Ministero della Pubblica Istruzione in termini di carta e stampa. Ma come tutte le novità c'è la paura dell'esito della procedura che si spera non conosca intoppi. Non avremo più i carabinieri o la polizia che tradizionalmente hanno sempre portato le buste con i temi o con i compiti di matematica, ma l'invio delle prove avverrà per via telematica. Sono già state fatte delle prove nei vari istituti di questo invio e dovrebbe essere una cosa abbastanza sicura perché c'è il sistema della doppia chiave telematica, per cui domani mattina alle 8:30 i presidenti di commissione con la chiave che hanno già ricevuto e con la chiave che riceveranno domani potranno acquisire questa documentazione, stamparla e poi distribuirla ai ragazzi. Ed intanto, come richiede la tradizione, è cominciato sul web il totoesame, nel tentativo di prevedere o immaginare quali potranno essere gli argomenti da sviluppare nel corso della prova di italiano, che riguarderà, ricordiamo, 4 differenti tipologie di esame: l'analisi del testo, il saggio breve o articolo di giornale, il tema di argomento storico o di attualità. Sono cliccatissimi i vari siti internet che si occupano delle possibili tracce e che sono orientati su Giovanni Pascoli, di cui quest'anno ricorre anche il centenario della morte, ma viene anche ipotizzato Primo Levi, di cui quest'anno ricorre anche il 25° anniversario della morte. E sebbene trattato nel 2010, è un personaggio molto caro al ministro Francesco Profumo, che recentemente ha annunciato di voler impegnare il MIUR nella sua memoria. Ma come vivono le ultime ore di attesa gli studenti? Tra ansia, paura e nervosismo. Ascoltiamo qualche utile consiglio da seguire. Il consiglio è sempre quello di stare sereni, fare una buonissima dormita, domani mattina arrivare qua in orario con il documento d'identità e diciamo stare sereni perché le commissioni hanno intenzione chiaramente di lavorare in maniera serena, facciano veramente una buona dormita e domani mattina iniziamo questa nuova avventura.